È stato ferito con 4 coltellate al fianco, al torace e all'addome Enrico Toson, 56enne di Albignasego nel Padovano, che dopo una rissa in un locale è finito in ospedale in fin di vita. La vittima si trovava al bar Oliver di via Sant'Andrea ad Albignasego attorno alle 23:30 di ieri, quando è stato raggiunto da Severino Bastianello, ex fabbro, 62enne in pensione, nato a Casalserugo ma residente a Maserà di Padova. Tra i due, probabilmente per vecchi rancori legati alla professione o per motivi economici, è scoppiata una lite che si è conclusa fuori dal bar con Toson riverso a terra in una pozza di sangue e con una lama di 17 centimetri conficcata nel petto. L'aggressore ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto dagli avventori del locale che l'hanno bloccato. Immediato l'intervento dell'ambulanza e l'arresto di Bastianello per tentato omicidio da parte dei carabinieri. Oggi Enrico Toson, dopo un intervento per perforazione di un polmone all'ospedale di Padova, è fuori pericolo. I due erano clienti abituali del bar, come ci ha raccontato il proprietario Gianni, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni.